L'ospedale di Padova è da sempre in continua evoluzione, lavori per migliorarlo in attesa del Policlinico Universitario a Padova Ovest. La nuova pediatria, che permetterà di avere un'accoglienza di alto livello e che già è stata finanziata per oltre 40 milioni di euro dalla Regione Veneto, sta aspettando il via libera dall'ANAC. Siamo in un percorso di realizzazione della pediatria che appunto è nella fase in cui aspettiamo l'ok, insomma, ecco, per la nomina della commissione da parte di ANAC, perché tutto il percorso di attuazione della pediatria viene vigilato dalla ANAC, quindi dalla Associazione Nazionale Anticorruzione. Ma i lavori non si fermano qui perché la direzione generale ha intenzione di ristrutturare anche le palazzine di via San Massimo, risalenti al 1780, che versano da molti anni in stato di abbandono. L'intervento di recupero richiederebbe una spesa di circa 5 milioni di euro. Sono pericolanti, decadenti, ma che sono un patrimonio importante per questa azienda e che abbiamo pensato di recuperarle. Quindi stiamo presentando alla Regione del Veneto un progetto, una prefattibilità, in maniera da capire se possiamo proseguire su questa strada oppure appunto indirizzarci verso altre soluzioni. Non si ferma dunque la progettazione della sanità del futuro, che porterà la città ad avere i due poli previsti. Quando parliamo di nuovo ospedale di Padova, in realtà parliamo di due ospedali, di due strutture importanti. Una che si realizzerà a Padova Est con 900 posti letto circa e un'altra che si realizzerà ristrutturando quello che c'è appunto qui nel centro di Padova, nello cosiddetto polo Giustinianeo, con altrettanti posti letto.